ad avermi accompagnato fino a casa. È stato un dovere e un piacere. Ora, però, tocca a me accompagnarmi a casa. No, compare no. Ma che dici? Ah, che una nottata che facciamo la terra. Dammi casa, la vostra casa. Da vostra casa alla mia casa. E poi l'altra volta. Da mia casa alla vostra casa. Mi sento un po' cambiato. E allora, che cosa proponete? Arri campagna. Arri campamonnini. Aspettate! Ho avuto una pensata magnifica! Avunini a mia casa! Siete mio ospite! Prima ne facciamo una gran bella dormuta e poi una gran manciata di grasso rostuto! Che decidi? Affare fatto! Ci sto! Però ho una condizione. Siccome mi piace assai arrosto di carne, un grasso faccio fare io. Non dubitate, compari! Grasso, lo posso fare a voi! Una scopa! Mi scappò per dicche spagnolo, scusate. De nada, arricchiamoli! Guarda, cucchiere, che meglio è! Sti due si vogliono cogliere solo con cucchiaretta. Ma le bestie, una lottata sana che fanno avanti e arredi e avanti. E mangiano e vivono. E noi addio. A me lo dici. A moneta va, non ce la faccio più, signor stanco. Ma che fai scherzi? Senza autorizzazione non ne vuoi dire. Ma stare qua fino a nuovo ordine. Così dici tu. A me però sto travaglio mi sta piacendo sempre più piccolo. Ma sta ammazzando. Ragione hai. Almeno ne sentiamo, ne dobbiamo ascoltare. Ehi, ma che ci fai tu? Poi Ma perché non me ne andare a casa, Antonio? ma perché non mi facete il cazzo vostre? Gentilissimo. Grazie per il consiglio. L'unico si picchia se non si rassomiglia. Intanto i bravi stanno tornando con una mercanzia preziosa, secondo l'ordine romano do spagnolo, da cosa fetosa. Ah, tira, mezza quanto pizza di tu. Mamma mia, gira. Ah, mi faccio fare sulla mia. Basta. Finalmente arriviamo. Minchione che sudata. Gran cavolo di roccia. Oh, ma dimmi una cosa, chi stai perdonano? Non sono tipi che travagliano quando fa con le nominabili. Io sono buone travagliano, Come no? Vediamo, respingere, vedi se sanno che cosa. C'ho te. E c'ho te, E bravi! Ne sapete cose sono cinque. Penso che ancora sta dormendo. Ma se la sua casa non c'è. Lo sappiamo noi a un se tu con le nominabili. Ah, si toccare a seme. E che fu? Ne ascivo cosa? Ma quale cosa? Quale cosa? Siccome Don Rodriguez era ubriaco facile, il nostro padrone l'ha ospitato alla sua casa. Ma mi pare che l'aveva respingiare per forza. Che aveva un collo troppo Ma importante. infatti mi stava domandando, chi c'entra sto tappito mucchiato? Non toccate, non mi facete perdere tempo. Al mio 3 chiamiamo insieme Don Rodriguez. 1, 2, 3. Don Rodriguez! Che nata sta finita!
I bravi! Ah, bravi! Siete tornati? Sì, signore! Vengo volentieri! Come vedi? Stai venendo subito! Dici che viene subito. La vagabundo, sì, la vagabundo. Bueno! Mucho bueno! Oh, non è che ci facessimo qualcosa di male? No, quale male? Mm. Alluppiamo con sonnifero e abitando calò. Finalmente facessimo una cosa buona! Avanti, liberate! E la città cosa lo voglio, sì? È una sorpresa, una sorpresa! È una sorpresa! E che ci fa? La monaca! Ma non ammazzare se ci capisce che cosa. Ti ammazzo io! Io ti ammazzo! A te! A sto caprone! Ma che me come nasto? Mi portaste una monaca! Hai l'impressione che può sbagliare questo. Non dico, ce lo giuro! L'avevano detto che a stanza era Bibbia, perciò andiamo a colpo sicuro! E poi era di notte, c'era scuro. Mi sento gravemente. Come ti senti? Male, mi sento male. Y ahora, ¿qué hacemos? Ah? ¿Qué hacemos? Ah? ¿Qué facemos? Che cavolo tutta la ponza che potremmo fare? Tengo fame, Dice che te ne fame. tengo sete. E dice pure che te ne sete. He entendido. C'ave fame, c'ave sete. E cosa mi fotte? E allora che facevo? Ammucchiamo una cosa e ci arrotondiamo a ponza. E chi volesse fare? Te volesse tenere qua? Mi sento con l'ossa tutte spiazzate. Questi sì che sono sospiri monaca. E muta, sorella, non ne sconassa la testa, va. Sta d'accordo, voglio quale solita. E che resta confidenza? Comoda per niente, cafone, i soldi, a monache ponza. La monaca di Ponza! Scusi, sorella, il fatto è E che... andiamo bello ancora, quale solita scena? Senta madre, Oh Gesù, Giuseppe e Maria, che ha già sentito. Quale mamma che mamma? Se mi avessi nasciuta una creatura come te, a quest'ora l'avessi dato in monnezza. Ah, io ero abbastanza proprio tanto. Che sei che? Quale paese tornato? Basta, ho detto. Avanti, una cosa resta, dite che cosa avete a fare, portatelo a una picchiastro. Ammucchiamo, ammucchiamo! Fiate venne, voglio, che ammucchiamo. Io volesse sapere, cosite, e perché mi avete portato qua? Monaca, ahora usted es... ¡Cinta! Parla, vieni. Ha sido un error. Quale errore? Estos dos cabrones tuvieron que heredar la muchacha. Ah, comprendido. Voi siete che le sceme Don Rodriguez, che l'animale che voleva rapire a Guagliona Lucette. Y usted es de la puta, de Mónaca de Ponza. No, che permito, la puta sarà tua. Ah! Benissimo, state venuta. Che state venuta? Questo biecca morta. Caro compare, ho già capito che i vostri due bravi combinare una gran bella minchiata. Causo che bravi sono deficienti. E dunque l'unica soluzione è pigliare a chista. Oh, biecca morta è pure uscita.
scemo, cosa rivista? Portarla una volta al tuo convento e tornare con la persona giusta. E infatti, forza vedete che cosa avete a fare? Bestie, quadrupedi, animali, scecchi. Sì, Sì, signore. Prego, si vuole accomodare? Tu ma già mori scemo. Signora Monaca! No, è una pochezza, non è sposata. Signorina Monaca! Andiamone! State accorto, guagliò! Facci una strage, una carneficina. O prima che mi tocca, ci dongo tante che le mazzate, come hanno Camposanto. Prima, a già mangiare, a già bere, a già dormire e dopo, sì ma penso, me ne torno chi per a Ponzacchiaro? Ma che ci pare? Che portiamo a capo a fare una vacanza? Chiaro! Ecco, porca riga! La monaca! Una preghiera! Buon riposo! Buenas noches, adiós. Forza, copra, montela! È tutta quella Il lì! padre metterà un nuovo. Allora la monaca! Ecco! Gira! Gira! Forza! Giriamo! No, c'è due e biglia! Si muove. Addio onnipotente, buone spalle e ruffedente. Ora dico io, è così bella la vita, di chi se avesse qualche delinquente che andava a complicare. Uno potesse mangiare, vivere, dormire Non abbondio. e dormire in santa pace. No, non è possibile, dico non è possibile, mi sembrano gli scecchi più scecchi. Ora, signor tu che hai creato l'uomo e l'hai fatto a tua immagine e somiglianza, vedi che tanti e tanti non ti vengono buoni. Tanti hanno la forma precisa del fruncio. Poi, con mia, a scapazzarsi, io sono non un mischiato con denti, sono una vampuglia, una fugata dentro, poi fuono del cane e del canò. Che mamma Dio, signoruzzo mio. Ma chi ha? Che stelleria! Si sa porcare! Sempre imbriaco fresco! Ma ci devi cadere vostro. Vedete chi sta? Che ci vede buona? Questa è un incrocio tra una zazzanita e una bratta. Che decide? Vuoi che serata? Muola, stai parlando con me principale. Oh, signorozzo bello, a mia mi pare più ubriaco tu solito. E scusa mia, io mi vo curco. Vossia, quando finisci di parlare con il principale, sa ritirare in ciò. Sa ridire e basta. Oh signor, già che ci tappasco le trombe di pistacchio. Facile di non avevo sembrato, facile si cascare la lingua.
Avvocato, avvocato. Hai visto che fa qui là? Forza. Gira. Basta qui, io non c'era su qui, Ora, porca buona, portateci la casa di Don Pepe che no, non ce la facciamo più. Dai. Già che solo non c'ha forza. Vico che Castelluno sta cacciando l'arredamento della casa. Il tappeto è Cristiano? No, Soriano. Allora state attenti che vatta. Buonanotte. Dico buonanotte. Cagliatevi, ancora a casa, Cagliatevi. Visto? Che non un passato buono? No. Ah, che mamma Dio. Tutto a posto? Tutto a posto. Postissimo. Non è che sbagliaste un'altra volta e mi portaste un sarestano. Ah no, stavolta prima di pigliarla ci fece l'analisi logica. Chi è che ci faceste? Tagliamo tutto. Davanti, dorreti, i suppa, i sutta, scianchina, i lato e a me sono magari tutto a capo. Bueno, a portaste con me compare, vero? Nessuno potrà sospettare che si trova qui. Io vado a vedere come sta la linda muchacha. Voi a chi? A chi? Ne non andavo a stare per sempre a chi? Sì, io ho avuto mesi che non vi letto. A chi? Contrordine! Don Rodriguez dice che ve ne potete dire. Però ora a calcio stiamo qua. Domani mattina venite e ne date capo. Ma non è prima che se ne pentono. Salutiamo! Nick, E qui è? oh Lenzino, tranquillo. Lenzino, ma che ci fai tu, cazzo? Che ci facete voi altro? Senti Rezzino, ma non era lei, cosa fece fare a tornare al paese? Non era lei che ti stava da a Catania? A Catania c'era la pace Serafina. E vabbè, ma non t'ho convento, eri al sicuro. O sicuro, io camminavo mura. Mi pure fare una malafine. Avete a pensare che mi stavano cadendo tutti i capelli. A mossa. Pace Serafina pure a più mano. Cazzo, e pagare peggio. Senti Rezzino, ora noi siamo alle dipendenze di dell'innominabile. Ah sì, Sì. lo suvasto un bello salario. Vi consiglio comunque ogni tanto di toccare qui, Comunque, fatto questo, sono contento io oggi. No, Rezzino, non ne stiamo capendo. Per regola, a questo momento, noi avessimo a dire le nostre ragioni e ti avessimo a consegnare a Iglio. Ma che siete scemo tutti e due? Io non hai niente di sbattere, voi tu, capisci? E Casbagli, dopo l'innominabile, si pigliò a coro il problema di Don Rodriguez. Senti Rezzino, va bene che tu volevi tutto qui, fai una cosa, ora te ne vai a casa, ti chiudi e non esci manco se si brucia a casa. Ma che state dicendo tutti e due? Io ora me ne vai a Ponza, mi piglia a Lucetta e mi porto a Ponza. A Ponza? Non può essere. Come follia. Ora io me ne vai a Ponza, ma a fare chi? Ma che cazzo a fare io a Ponza? Ricominciamo da là. Io ora me ne vai a Ponza, mi piglia a Lucetta e mi porto a casa.
sai che fai? Lascia perdere, tanto Lucetta a Ponza nascovi, Lucetta cae. Ma che cosa è Lucetta? Non è Lucetta. Senti, Rezzino, da detto magari sai. Fai tutto ora arriva, il nome Nabile e Don Rodriguez. Ah, su una serie, Sulla serie. compare. Per favore, Lorenzino, basta ora. Vatinne e non ne creare problemi, capisci? Va bene, non vi preoccupate. Tanto scopro io se solo a Lucetta. Ponza. Ma ancora a care. Ma allora io che faccio? Non vai a Ponza. O vai a Ponza? Ma confondi la Se non morire! A te ti passa due pugni a casa. Ma tu non me ne che ci dici? L'altra volta, si disse che mi scappò. Ma poi che ci dissi? Che Lucetta è in casa dell'innominabile? Ah, questo ci mancava. Che non fare? Una settana. Ma com'è che non si può dormire da tua materia? C'è un traffico di carretti, di gente che fa musica, Ora me ne vai alla chiesa e vai a dormire alla chiesa e mi porto un bel letto e mi porto pure a perpetuo. No, è peccato. Alla tazzanita non voglio manco per compagnia di processione. Non basta mandare là e vedere la mia casa. Ora mi bevo un bicchiere di vino e mi ricetto. Vino rosso di sera, con tempo si spera. Mi dispiace, caro compare, vi devo contraddire. Per ora è meglio che la Lucetta resta con me. Vada a stare calmo, voi siete troppo focoso. Capisco che in questo momento è come levare c'è un cane rosso da bocca, ma dovete soprassedere. E va bene, per stasera la carusa resta ante voi, ma domani me la porto. No, domani è ancora presto. Lasciate che si tranquillizza. Nel frattempo, Maruzza Cassandra Corvo, la mia governante, ci dona verso, l'ammansisci, chidda è vecchia arpia, e sapo fatto so. Caro compare, con una punta di meri si pigliano 100 mosche. Sì, compare, sì, non cercate di capire. Io sto ben bene. Io sono mucho macho, tengo mucho calor, claro. Mucho macio, micio. Ma che vi facete di una femmina che non mi vuole sentire? Se invece c'è tanto tempo... avete ragione. Facciamo così. Io devo andare a Baranni perché è invitato a un funerale importantissimo. Sapete, caro compari, i morti sono morti e danno tante soddisfazioni. Facciamo così. Venite con mia e vi assicuro che al ritorno sta puleta selvaggia trovate docile come un angiuzzo. D'accordo? D'accordo, facciamo una stausa botta di vita. Scusate, voglio dire di morte. Picciotti, io e i miei compari stiamo partendo. Mi raccomando, la carusa è in buone mani, ma teniamo sempre la situazione sotto controllo. Mi spiego? Sì, signore! Amore, compare. Piano, amore. Sentiste? Stiamo a fare i controllori. Senti, lo sentia. Ma che vuoi dire? Notti di luna piena, notti bella e serena, dormono racinduzzi, finero di cantare, chiusi ormai gli occhiuzzi, cominciano a sognare, ma se qualcuno dorme, qualcuno c'è caviglia, un'ombra piglia forme, ma nudo se non spiglia. Ma non credo che ammazzaste. Ah, pure vecchia? Eh. No, ma quale? Ci desse solamente una bella patata, 4 pugni in stomaco, 5 un tocino di pepe e la gran caccagnata in tagarina. E quando si raspiglia, non sapevo manco come si chiama. Ma ta casa è buona. Ma da certo,
ci mise magari una cipollata a bocca, un bello bavaglio e poi ci attaccai tutti i mani e tutti i zipperi. E chi era? Dove tu salista? Ma giova, tu che vedisti e che t'accasti? Senti, Paola, visto dove andare ora? Non fare E scopo. allora da casa, andiamo. Il sole sta illuminando, schina, alzate, non si può prendere il caffè. Tutto a posto? I capi si hanno visto? Pattero, tutti e due stanotte. Matteo. E l'ordine quale sono? L'ordine è veramente uno solo, a mantenere la situazione sotto controllo. Certo, lo capisco, ma che vuole dire? Ho visto io, non sa. Questo capisco io. E l'amica nostra? Cavettiareta, catena a cura. Ah, vabbè. Allora, la voce lo potete dire a riposare. Per ora ci siamo noi qua. Salutiamo. Salutiamo. Aspetta, non è che sono stanco, stamattina fa pure ciao. Pace bene, frate! Bene, frate! Pace Bene, frate! Pace bene pure a voi. Dio grazie, facete grazie. Andiamo, come stamattina pare, sto putato. Pare che c'è un intero come specie da coda per mia gatta cicova. Sì. Ma chi si sempre a caso? Ma chi è? Avete sonno? Voi capite sempre Cicero per fare. E vabbè, qual è un problema? E ci ha provato una bella mennessina di fave. Non posso più. È perfetto, quanto mi trovare, E mi raccomando, non tornate ubriaco. tanto per cominciare io ubriaco non è stato mai. E poi quando cammino non vivo. E speriamo che torno, i tempi che corrono non si può mai sapere. Signor Rozzo mio, aiutatemi, signor Rozzo, che mamma Dio, signor Rozzo mio. E basta. Stamattina c'è un certo movimento. Sì, a me mi pare che avevi ragione. A Fraccastoro ci misero un di spezie in Tocucu. E vabbè, Oh, com'è? Tutto tranquillo? tutto Tutto tranquillo. tranquillo. E poi sono trovato a casa qui. E siccome oggi torna il nostro padrone, lui li può fare trovare il carro. Bravi! Bravo. Ah, bravi! Agli ordini. No, dico bravi, che li trovo attenti e solerti. Solertissimi. Come vedete, caro compare, magari i miei picciotti sono al loro posto. Com'è la situazione? Sotto controllo! Compare, ne potevo vantare. Avevo 4 carosi che a vederli non pare, ma sono svegli e attenti. Sì, compare, ma spicciamo. Io ho il bollito dentro, che non ci ha fatto più, non vedo l'ora. Avete ragione, pare, un brodo e brodo, amoninni a trovare la vostra muciacita. Ma chi è sta mucciaccia? Sarà la sua Teresa, penso. Quale micio mucio? Quale micio mucio? E la so zita, la so muciacita, no? Mi sento muso. Disse che era la sua Teresa. Ma chi è? Fa pressione, oh! Ma che ci piglio? Tu mannaggia. No è. Ah? La muchacha. No è. E che passa? Come? Non c'è giù, capisci? Delle nonne. Scappò, la fece sotto all'occhio e scappò. E da vecchia Vecchia scappò! Lucetta scappò, avete capito? La vecchia era da... Tutta moluncionata che si lamentava. E non si
muovere, taccata come un passo magro, naso muta da bocca e l'occhio fissato per si butta. E a via i verdi attaccati con un pezzo di tavolino. Siete quattro deficienti. E quanto è vero che mi chiamo, come mi chiamo, me ne faccio bene. Dillo fuori, Basta, non mi posso sentire più io, basta. Per colpa vostra, fece a fiore da fissa, do Pepe. Ma chi è malato? No, Schulzu, calmatelo compari. Anzi no, a colpa è solo vostra, Don Pasquale. No. Sì, Don Pasquale. Picchino che mi devo buttare a casa. Don Pasquale. Ma io che ne poteva sapere? Mi siento molto male. Mi corazón. Il corazon! Ma che ci vede? Sta male e vuole sapere che ora è. Mi siento molto moscio. Il corazon è fermato. Muero! Ci sapeva orologio? Ma quale orologio? Che dici? Morio, è muerto. Morito! Oh, ma Morio, Don Rodriguez. ma io non dittatore potente Don Pasquale, Oh! Che dici? Minchia! Non scordai! Muero! Figlio, Muero! Moreno! Oh, ma cosa succede? Questo è voce. Che fu? Ma scudai, luci! Ma quale luci? Morio, Don Rodriguez. Grazie! Prego. Ora è studio, ma non facile voce! Ma posso davvero? È viva! Oh, non mi facete ridere! Che mi fa male sangue, moreo! Oh, ma dico pure, siamo sicuri? Morio, su buttato! Evviva! Lucetta! Orbo, Renzino, non ne siete preparate! Oh, io voglio il consuletto! Forse per colpa mia è meglio che mi ricordo e non faccio più danno a monene pecciotte. Noi non andiamo in casa. Ma io lo saccio, ma a voi che ve ne pare? Caso tutto maleducati, non che tu non conto. Si è chiedo, ancora non sa racogli, ma non se ne può andare. A me, forse si dice zitto. Ma io, così e no, ci preparo una ticchietta d'acqua mucchiuta. Ora è domenica, di 10 in punto, e un rito di matrimonio è pronto. E finalmente i promessi sposi, da promessi, diventano sposi. Reverendo Turat, Ci siamo.
su tutti. Inquieto. 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 Da sopra non comincio matrimonio. ci seguo. No, ce n'è una a settare. Sali un po' tutto. Piano piano. Va bene, come se fosse. In questo giorno di letizia noi dobbiamo festeggiare l'unione di questi giovani che hanno venuto qua, in questa casa del Signore, per accucciarsi per tutta la vita. Alleluia, alleluia. Alleluia. Settate. Abbiamo letto una parabola che mi è data da Monsignor Di Chiedi. Quindi ci avessi buone allora. A quel tempo il Signore, andando dove doveva andare, tra Betlemme e Gerusalemme, per la via incontrò Pietro. Il Signore, vedendo Pietro che si allontanava, disse: Pietro, dov'è che vai? Pietro! Pietro! Non mi fare buci, sono il Signore, no? Avvicinati un poco. E Pietro, come pecorella smarrita, andò vicino al Signore e disse: Signore, sono la tua pecorella smarrita, che cosa mi chiedi? E il Signore, guardando a Pietro, disse: dove vuoi andare, Pietro, tra Gerusalemme e Betlemme, che manco sei di zona? E Pietro, guardando il Signore, disse: boh. Ecco, vedete come questa parabola che ci ha lasciato il Signore ci fa vedere bene le cose, perché si sa che senza parabola non si vede niente. Ma attenzione, dentro questa parabola c'è un'altra parabola che il Signore ci ha lasciato, ed è questa: se tu, Pietro, pecorella smarrita, quando il Signore ti domanda dov'è che vai, dov'è che vai, tu, Pietro, che sei una pecorella smarrita, non puoi rispondere boh. Se sei pecorella smarrita devi rispondere Alleluia, alleluia. Allora, dopo queste parabole, Signore Di Chiedi, diciamo agli sposi che finalmente possiamo celebrare il santo rito divino del matrimonio, con gli applausi dei presenti e di tutti gli invitati. Viva gli sposi! Viva!